Tutta la popolazione che vive in Corso del Popolo e tutte le vie circostanti, che siamo migliaia e migliaia di persone, avevamo 2 linee che ci portavano all'ospedale, la cosa più necessaria che ci possa essere. Quell'autobus da diversi mesi non c'è più. La riforma delle linee e del trasporto pubblico costringe chi abita in questa zona di Mestre ad un giro più lungo e complesso, un cambiamento che per molti anziani rappresenta più di un semplice disagio, rappresenta un autentico viaggio che a seconda delle condizioni di salute è difficile da portare a termine. C'è tantissima gente che non ce la fa come è messo ora il cambio in Piazzale Cialdini, prendere l'altro e non c'è coincidenza, quindi a volte che da aspettare anche mezz'ora. Fulvio Tanzini ha 88 anni, a volte si organizza lui stesso per offrire un passaggio in macchina a chi ha bisogno di recarsi in ospedale e non è il solo. C'è chi chiama un taxi accollandosi un'ulteriore spesa oppure si rivolge ad amici con l'automobile. Per ripristinare la linea diretta del bus da Corso del Popolo all'ospedale si è mobilitato un quartiere. C'è 2000 firme depositate. Poi ho avuto occasione di parlare anche col sindaco, molto gentilmente mi ascoltò e disse abbiamo preso in considerazione questo servizio e siamo dietro a vedere se si può ripristinare, però dice non sono sicuro se verrà rimesso. Penso di sì, mi disse. Questo devo dire la verità, fu molto gentile ad ascoltarmi, però per ora cambiamenti ci sono stati e disagi sono tanti, 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 tanti.